Ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti a GQ Voice. Continuano le nostre interviste con i grandi campioni e oggi abbiamo un super campione perché ci stiamo per collegare con Joan Mir, il campione del Moto Mondiale 2020 e poi dopo più tardi ci collegheremo con Vincenzo Nibali, quindi una giornata insieme a degli sportivi veramente di altissimo livello. Aspettiamo che la diretta si prenda il suo spazio e soprattutto che arrivi John. Mm, non ti vedo ancora, eccolo. Aspettiamo che Instagram ci dia la linea. Ciao. Ciao, mi senti? Adesso ti Mi sento. senti? Sì, te mi senti? Male, ti sento un po' basso. Adesso? Ora va bene. Che raro. Ciao. Mi senti adesso bene o no? Oh, ora ti sento bene, ora ti sento proprio bene. Ok. Come stai? Bene, bene qui a casa, finalmente. Quindi sei a Palma di Mallorca? No, in Andorra. Ah, in Due anni Andorra. sono qui in Andorra. Ok, finalmente dopo un anno in giro, finalmente ti godi un po' di tempo a casa. Senti, ma stai ancora festeggiando oppure stai già pensando alla prossima stagione o ti godi il relax? Cosa stai facendo? La verità è che ancora non mi ho fermato di allenare. Ah, Continuo a allenarmi, adesso ho un po' più tempo per farlo. Sto disfruttando di allenare, la verità. E sì che a casa la verità è che essere qui dopo essere campione, che ho avuto un paio di settimane dure di eventi, di interviste e adesso finalmente sono abbastanza tranquillo e posso cominciare a disfruttare un po' questo momento. bene, bene. Senti, ma e quindi l'hai realizzato? Cioè, ancora, quali sono state le tue sensazioni? Raccontaci qualcosa di questo moto mondiale. E le sensazioni sono buonissime adesso, no? Perché quando torni a casa cominci a capire quello che hai fatto, no? Quando succede, tutto succede molto veloce e non hai tempo di vedere quello che hai vinto, in questo caso. E la verità è che adesso sono molto... Non ti puoi immaginare come tranquillo sono qui a casa, la verità. Beh, dai, almeno un pochettino sciogli la tensione, perché comunque, insomma, immagino che sarà stata anche nella bellezza, anche comunque insomma, saranno stati dei mesi di tensione. Cioè, intanto tu te lo aspettavi di vincere così giovane la tua seconda stagione in MotoGP? No, 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 non me lo aspettavo, non me lo aspettavo perché il progetto con Suzuki sempre era guardando un po' in avanti, no? Non è proprio normale vincere nel secondo anno con Suzuki e io penso che non solo io, sino che nessuno nel team se lo aspettava, ma avevamo l'opportunità e l'abbiamo presa, è stato così. Ma e c'è stato un momento in cui hai realizzato che potevi vincere? Cioè, quando è che hai realizzato che ce la potevi fare? Beh, durante la stagione, dopo Barcellona, vedevo che ero competitivo in tutte le piste, Aragon, dopo di Aragon che ho fatto due podio là, ho detto ok, qui che ho preso anche la prima posizione del campionato in quel momento. Lei ha detto, sì, dai, che se non lo facciamo, se lo continuiamo così, penso che la possiamo fare.
Bene, quindi senti, cioè, quando invece poi ti sei reso conto che veramente eri il campione, cioè quando la prima cosa che hai pensato quando hai capito che avresti vinto, che hai vinto, cosa hai pensato? E che non te lo credi, no? Quando stai che succede molto veloce e è un momento che sicuramente lo disfrutti più dopo perché vedi quello che hai vinto, che non in quel momento che tutto è velocissimo e non hai tempo di sfruttare niente, no? Però dai, è stato bella. Comunque parli bene italiano? Sì, perché guarda, il mio primi 2 anni del mondiale, e nel 2016 e 2017, ero, adesso, ero nel team Leopard, e che tutti Ah, sono ok. italiani, e dopo la Suzuki tutti sono italiani, praticamente tutti sono italiani, io come una mescola giapponese con italiani. Il giapponese ancora non lo parlo, ma l'italiano sì, è un po' più facile. Vabbè, e quindi poi hai tempo per imparare anche il giapponese a questo punto, visto che insomma hai appena vinto il moto mondiale, però la tua carriera possiamo dire che è agli inizi, quindi insomma hai tempo anche per imparare il giapponese praticamente. Per il giapponese mi servono tanti anni, in cui Un non pochino più un pochino più difficile. Senti, allora, per arrivare a vincere un moto mondiale, chiaramente uno si deve spingere un po' oltre i propri limiti, no? Quando è che in queste gare, diciamo, hai sentito proprio di spingerti oltre i tuoi limiti, di andare oltre quelle che erano un po', cioè che un po' ha portato l'asticella un pochettino più su? Sai, vincere quando stai lottando per un mondiale è molto difficile gestire quello, no? Perché chiaro che devi cercare il limite, perché se no non sei veloce, ma sempre devi farlo con la testa, con testa, no? Con la testa, perché se sbagli e dopo hai una lesione, ti fai male, dopo stai gare fuori e dopo quello sono tanti punti che dopo al fine del campionato non puoi lottare per il campionato, no? Devi cercare quello, stare vicino al limite ma non superarlo alcune volte, però è difficile, è la verità. Mi sembri più spaventato dall'idea di doverti fermare che non dall'idea di farti male. No, normalmente quello di non farmi male lo tengo en la testa, però non penso in quello quando sono guidando, no? Io penso che a tutti succede quello, no? Pensiamo che nessun pilota vuole cadere, ma quando stai là lottando e guidando la moto non lo pensiamo questo. Ma senti, però immagino che in questo giocheranno un po' un ruolo cruciale anche la sicurezza, sia del circuito, però anche cioè, e anche comunque quello che avete addosso, le protezioni. Quanto conta questo, no? Il fatto che magari la tecnologia stia portando dei miglioramenti in questo e quindi ti senti più sicuro e quindi ti spingi un pochettino di più? Sì, sicuramente, perché io ho avuto la fortuna che è stato uno di quelli che ha cominciato più tardi nel mondiale. E, e già abbiamo cominciato con una sicurezza abbastanza alta, con le tutte già con l'airbag, eh, i caschi che sono proprio l'ultima tecnologia. La verità è che quando vedo quelli piloti dell'anno 70, 80, mamma mia, quello sì che era un rischio e sicuramente lui pensavano di più quello di che non possono cadere, no? Noi di algún modo non lo pensiamo tanto perché sappiamo che la sicurezza è molto buona e che l'80% delle cadute che abbiamo non succede niente, sai? Per questo è una cosa abbastanza buona. L'80%, nell'80% non succede niente? Più o meno, sì, 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 l'80% delle cadute non ti fai male. Dopo sono quel 20% che sono le lesiones, che è chiaro che quello non si può fare niente. Eh sì, infatti. Senti, intanto vedo che c'è connessa un sacco di gente dall'Indonesia e ti stanno tutti salutando dall'Indonesia.
E succede sempre un po' quando con voi piloti. E anche voi siete affezionati all'Indonesia come circuito o è più dal parte loro che c'è questa... No, yo pienso que en Indonesia es espectacular cuando andiamo a Sepang, per esempio. Eh, Hello from Indonesia, hello. Perché i fans sono, no sé cómo dirlo en italiano, pero que son muy intensos. Li piace tantissimo a tutti i fans, la MotoGP e tutto. La verità è che se quando vai a vedere una gara a Sepang capisci come gli piace a tutta questa gente. La La verità MotoGP. tanta gente che gli piace la MotoGP là. E senti, il posto dove hai trovato più calore, quindi hai tre posti, però vabbè, anche l'Italia chiaramente è un posto dove c'è molto calore, e anche la Spagna credo, no? Sì, 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 sicuramente quelli posti che hai detto sono i tre posti più forti. E io normalmente quando vado in Spagna, tutti i fans che mi seguono è molto bello. Anche in Italia la verità è che la gente mi spinge, è una cosa che mi piace anche, penso perché la Suzuki come è un po' italiana, tanti italiani le piace la Suzuki e niente. Senti, quanto conta il pubblico, il calore del pubblico? Ne abbiamo parlato anche con altri sportivi. Comunque il 2020 è stato un anno un po' particolare da questo punto di vista. Non avete avuto il supporto pieno del pubblico come in un anno normale, no? Quanto conta questo? Conta abbastanza perché en la MotoGP i piloti non sentiamo normalmente alla gente, no? Per quando andiamo con la moto. Ma normalmente adesso che ho visto un partito di calcio che solo si sente al giocatore, quello non mi piace niente, no? E un po' la stessa cosa succede con questo, con la MotoGP, quando hai vinto una gara, normalmente non ti vanno le cose bene, non vuoi vedere praticamente a nessuno, ma quando va bene ti piace fare la celebrazione e il giro dopo la gara e salutare a tutti. E questa è una cosa che questo anno mi ha mancato abbastanza perché è stato questo anno che ho esplotato in MotoGP e non so come sarà quando torna tutta questa gente e sicuramente sarà un tra di più bello e più emozionante anche per noi. Eh beh, ci credo, ma ne avevamo parlato anche con Morbidelli la settimana scorsa che lui diceva, cavolo, appunto perché rischiate comunque, nonostante questo 80% 20, però insomma rischiate tanto, e però chiaramente parte del calore del pubblico è quello che ti dà anche un po' la carica, no? Per dire, Sì, per affrontare tutto questo, quindi... anche normalmente in Italia tutti gli italiani vanno molto forti. In Spagna normalmente gli spagnoli anche e questo è perché la gente che è in pista, i piloti vogliono che il fans vede al pilota vincere più questo anno che non hanno stato chiaro che vincere al stesso punto, ma non vedere la gente è più brutto. Ok, senti, parliamo del 2021 intanto, quindi speriamo che ci saranno le condizioni per avere più pubblico, ma come ti stai preparando anche psicologicamente a questa stagione? Adesso mi sto preparando la stessa cosa che ho fatto la stagione scorsa. Mi sto allenando tanto in motocross, che adesso è un periodo che posso farlo, perché normalmente durante la stagione non abbiamo tanto tempo e a me mi piace molto fare motocross. E adesso ho più tempo per praticare questo e mentalmente provo di desconnettare un po' di quello del MotoGP e solo pensare all'allenamento che sto facendo. Oggi ho andato a fare sci in montagna, dopo Ah, domani vado a fare motocross, come che non mi fermo, però non penso alla legare. MotoGP. Sì, non penso in legare, solo penso in essere al 100% me. Ma senti,
senti un po' anche la pressione magari di dover difendere il risultato. Eh, questo è il prezzo di avere vinto, no? Si No, di vince. avere vinto e di avere vinto così subito, nel senso che chiaramente avrai molto gli occhi puntati su di te durante la prossima stagione. Sicuramente adesso gli altri sanno un po' questo potenziale che abbiamo e sicuramente quello eh, per la prossima stagione tutti voldranno in questo caso perché sono quello che ho vinto, però sì che è vero che vengono anche sarà che ritorna Mark di quella lezione, di quella caduta. Ok. Bueno, sarà bello vedere dove siamo. Senti, chi sono gli avversari che temi di più? E temo a tutti quelli che hanno finito questo anno top 5, quello, perché abbiamo visto che questo anno la igualdà è stata molto, molto forte e qua i primi 8 piloti stavano lottando per il mondiale, no? E per l'anno prossimo aspetto un pelino più calma e meno piloti lottando per il mondiale, però Marquez è uno che sicuramente si è a posto, sarà quello a battere, e sarà difficile, ma vediamo se possiamo tirare un pelino di più. Senti, lo sto un po' chiedendo a tutti i circuiti. Vorrei sapere il tuo circuito preferito e quello invece che non ti piace. Circuito preferito, Phillip Island, mi piace molto, e anche ho vinto il mio primo mondiale. Dove, scusa? Phillip Island, Australia. E dopo l'altro che mi piace di meno, andare a Le Mans in no, ottobre è quello che non mi piace. Come mai? È il freddo che fa. Ah, ok. Ma cambia tanto, poi cioè, lo sentite tanto se il caldo e il freddo nell'abitacolo? Cioè, insomma, scusami, no, lo sentite tanto? Sì, sì, perché bueno, le gomme che abbiamo noi, le Michelin, sono un po' difficili, sono abbastanza, come lo dico, abbastanza sensibili al cambio di temperatura, sai? Ok. Ma dici tipo se magari trovi tipo delle condizioni pioggia, ghiaccio, queste cose qua sul circuito. Ti trovo la pista più fredda o più calda. Si sente abbastanza, le gomme lo sentono, no? È difficile capire per il pilota dove è il limite in quelle due condizioni, però è così. Ho capito. Senti, forse è un po' scontato chiedertelo, ma io te lo chiederò lo stesso. Tu sei di Palma di Maiorca e anche Lorenzo è di Palma di Maiorca, giusto? Sì. Forse appunto sarà una banalità, ma te la chiedo lo stesso, se comunque in qualche maniera lui ti ha ispirato, se vi conoscete, se in qualche maniera hai cercato un po' di seguire il suo esempio. Lo conosco come un altro pilota, eh, no- non più, e non è stato mai la mia chiara ispirazione, però sì che è stato un modello a seguire perché è stato uno di quelli che ha il MotoGP. E io sono più di Valentino, quando stava la rivalità tra Jorge e Valentino, io sempre stato Ok. più di Valentino. Non so perché, sicuramente per il carattere che ha Valentino, che mi piace di più. E, e niente, adesso poter lottare con lui è molto bello anche. Valentino, con Valentino è un buon rapporto. Leggevo sotto che delle domande, insomma, tra le domande del pubblico ti chiedevano appunto cosa ne pensi di Valentino e se avete un buon rapporto. Sì, sì, ho un buon rapporto con lui, è come che è stato sempre la mia ispirazione e come hai detto, adesso poter stare con lui, a volte avere lotte anche è molto bello e è sempre stata la mia ispirazione perché quando io ho cominciato con questo delle moto ho visto che lui era quello che vinceva e mi ho sentito identificato con lui di alguna manera e adesso è uno
che mi piace vedere quello che fa bene perché tanti anni là non è facile e ancora è molto complicato. Ok, senti, e se tu dovessi, non so, di Valentino, ma anche di altri, appunto, di Lorenzo, Marquez, comunque di altri grandi campioni, tu potessi, diciamo, prendere una loro qualità, quale sarebbe? Dai, di Valentino tante cose si possono prendere, però l'esperienza che ha lui non ha nessuno quell'esperienza. Dopo di Lorenzo guidava molto pulito, non so non so come si dice la parola. Pulito, sì, cioè, esiste in italiano, non so se volevi dire quello, nel senso che non fa scorrettezze, no. Casa che è molto pulito, no, di guidare. Sì, sì, nel senso che non fa scorrettezze. Sì, No, no, si dice anche in italiano, appunto, ha un gioco pulito oppure una guida pulita. vale, quello. E di Marquez è il rischio che prende. Ok. Quindi avresti appunto un mix di queste. Quel mix sono io, aspetto. Ok, senti, GQ è il magazine delle passioni maschili. Quali sono le tue oltre alla MotoGP? Scusa, non ho capito questa. GQ è il magazine delle passioni maschili, noi raccontiamo le passioni maschili. A parte le moto, diciamo quali sono le tue passioni maschili? Le tue passioni? Le mie passioni. Sì. Eh, e a me nell'estate la mia passione è il mare, e andare con la barca, con la moto di acqua, tutte queste cose. Il mare mi piace molto. E nell'inverno la neve, sciare, è come un mix, sai? Mi piace molto il mare e la montagna. Quindi anche un po' il contatto con la natura. Sì. Perché tu appunto in un'intervista hai detto comunque la MotoGP è il mio lavoro, però poi la mia vita è un'altra cosa. Quindi, cioè, com'è Joan Mir fuori dal, diciamo, dal contesto MotoGP? La mia vita normalmente gira alrededor della MotoGP, no? Quello che mi piace a me fare è essere al 100% per la MotoGP. Ah, Eh, ok. mi piace allenare, mi piace stare con la mente abbastanza, stare bene conmigo mismo, andare con i cani, con la mia ragazza, passeggiare un po', essere tranquillo e normalmente durante la settimana allenare tanto. Mi piace. Ok. Senti, e vai in moto anche normalmente o solo in pista? Non ho la patente. Come è la patente? No, non ho la patente, non posso andare in moto perché, dai, non mi piace andare in moto sulla strada. Bueno, non è che non mi piace, però non l'ho fatto mai perché quando cominciavo in questo mondo, mio padre non mi lasciava andare per la strada. Entonces ya cuando ho avuto la patente per prendere la macchina, ya altra patente, però devo farla. Ah, ma scusami, però comunque puoi guidare, cioè nel senso puoi gareggiare anche se non hai la patente, non c'entra niente. No, no, mi serve la patente per guidare come tutto il mondo. No, 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 però dico, ero convinta che per gareggiare uno dovesse comunque averla la patente. Però vabbè, te la potrebbero un po' dare sulla fiducia come concetto. Ferma la polizia e mi Cioè, riconosce. scusami, ma chi mai ti boccerà all'esame della patente? Cioè, non si può sentire che ti bocciano all'esame. Spiegalo te, io non lo posso spiegare. Quando devo fare l'esame. Va bene, vabbè. Allora poi insomma faccio sapere quando prenderai la patente, così magari potrai guidare anche su strada, perché ti volevo chiedere l'ultima domanda, però a questo punto forse è inutile, cosa ne pensavi delle moto elettriche, se le avevi provate, però. No, non ho provato ancora nessuna moto elettrica e vedo le gare che fanno delle moto elettriche e è molto strano senza il Senza rumore. il rumore. Sì, 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 è come una cosa molto, molto strana e aspetto che che io finisco con la MotoGP normale, con quel motore, con quel rumore, con quella potenza
e ya está. Va bene, d'accordo, Gian, grazie mille e buona serata e grazie mille di essere stato con noi. Vi ricordo che tra poco alle 6 ci collegheremo di nuovo con Vincenzo Nibali, quindi passiamo dalla moto alle bici. Quindi, Grazie, grazie a sempre due tutti. ruote. Ciao. Ciao, ciao, ciao.